La mia nonna mi ha insegnato a ridere, infatti quando ci troviamo facciamo un sacco di risate insieme. Quindi è una nonna divertente. Assolutamente sì. Facciamo un augurio a questa nonna. Va bene, nonna, auguri, sei la nonna migliore. Quanto contano i nonni per le famiglie in questo periodo? Tantissimo, perché soprattutto per la crescita dei bimbi, soprattutto quando sono così piccoli, sono tanto utili e poi ci se ne accorge insomma soprattutto quando non ci sono e questo è loro sono un grande aiuto, dall'asilo in poi. Quanti nipoti ha? Ne ho 3, Cosa fa fare a questi nipoti il nonno? tutto quello che vogliono. I genitori lavorano e quindi hanno bisogno dei nonni che li aiutano e quindi contano veramente molto. Però è un piacere, è veramente un piacere, quindi si fa molto volentieri. È vero che da nonni si è diversi piuttosto che da genitori. È un amore tutto diverso. E con i Facciamo qualsiasi cosa. Il mio divertimento è proprio portarli fuori, farli vedere, in tempo libero li portiamo via in bicicletta, ma anche, non so, li abbiamo portati in giostra. Qualsiasi cosa diventa un divertimento, anche stare in casa, giocare con un libro nuovo, con un giocattolo nuovo, è un divertimento.